Una strada di Palma di Montechiaro è stata intitolata al professor Giuseppe Dorsi, storico cattedratico di una famiglia di illustri illuminati al quale il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha voluto dare degno rispetto alla sua persona, intitolandogli un'importante arteria di Palma. Alla cerimonia erano presenti le autorità civili e militari e religiose. Il professor Giuseppe Dorsi è padre dell'ex presidente della provincia Eugenio Dorsi e nonno del suo omonimo Giuseppe, che è stato anche assessore al comune di Palma di Montechiaro. Una manifestazione sobria che ha visto anche la partecipazione fattiva di tanti amici della famiglia Dorsi, molto conosciuta a Palma di Montechiaro, con una cerimonia iniziale con l'esecuzione dell'inno di Mameli. Quindi un breve discorso fatto da parte dell'ex presidente della provincia, attuale dirigente scolastico di un grande istituto a Palma di Montechiaro. Perché siamo oggi qui? Oggi siamo qui perché ricorderemo, con l'intitolazione di una via, un grande uomo di questa terra, che è il compianto professore Giuseppe Dorsi. Grazie Sindaco, grazie per aver riportato mio padre in vita. Io non so se posso meritare il regalo che hai voluto tributarci alla mia famiglia. So soltanto che parlare bene di un padre non è difficile, ma essere orgoglioso ed rappresentare sempre nel mio percorso quotidiano della vita, di potergli minimamente somigliare, questo mi riempie non solo di gratificazione, ma soprattutto mi riempie di quella linfa di vita che mi fa attraversare i pericoli, le ingiurie, le tragedie e purtroppo i dolori che sto subendo e continuo a subire e che spero con l'aiuto dei miei genitori e soprattutto di Dio di superare ad alta testa, ricordando che le persone valgono più delle parole e dei fatti. Grazie e grazie per essere stati qua. Grazie.